Mi parto adesso, arrivo domani. Un sindaco al servizio della città. No, anche arrivo domani. Sorriso ma anche consapevolezza del sindaco Mario Conte che questa corsa non è per tutti, perché sfrecciare tra vie e piazze come tra i tavolini del proprio locale, oltre che un'arte, è una vera e propria disciplina. Che la 14ª edizione della Corsa dei Camerieri ha ribadito nel Giorno dei Lavoratori con il decano di questo mestiere a Treviso e non solo. Per niente, sono il nonno qua. E Giacomino Benvenu, 80 anni all'anagrafe e 65 all'INPS, è stata la vera star di questa edizione. 3, 2, 1, Partenza lieve, percorso classico, l'ovazione è arrivata, manco a dirlo, in Piazza dei Signori. Un applauso, signori! Dietro, ma solo per deferenza, le giovani generazioni. No, lo c'è davanti, mi sono da Drio perché le animo, sono un animo antico e ora rispetto chi che c'è davanti. Poi, però, come si dice, quando la corsa si fa dura, i duri cominciano a correre. Dura? Non è mica tanto divertente, arriva l'ansia adesso. Oggi che perdo il numero qua. Numero 13, porto fortuna. Gavito. Comincia la vera competizione. C'è il sorpasso, ragazzi. Dura? Un po'. Un po'. Sì. Però tieni bene il passo. Ci sto provando. Tutti pronti al traguardo di Piazza San Parisio. Pronti con i defibrillatori? Sì, pronti. Pronti, Sempre pronti. Per la cronaca il primo è un cameriere di signore e signori in Piazza dei Signori. Qual è stata la tattica vincente? Allora, lavorare in Piazza dei Signori, a Treviso, devi essere per forza il primo. Per le signorine una cameriera di Piazzetta della Torre. Si corre di più nella vita o si è corso di più in questa corsa? Nella vita sicuramente, però bisogna tenersi allenati anche in queste cose. Infine premio speciale per due concorrenti da Feltre. Ma si corre di più in montagna o in pianura? Ma abbiamo corso tanto anche in pianura, ma è stato super divertente in una città bellissima come Treviso. Grazie mille dell'ospitalità. Bella festa. Torneremo più numerosi l'anno prossimo,